Prevede la mappatura genetica dei cani non sterilizzati e la creazione di una banca dati regionale del DNA canino per il controllo del randagismo in Sicilia. Ecco l'elemento attorno a cui ruota il disegno di legge per la prevenzione del randagismo presentato dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciche, dal consulente dell'ARS ed esperto in materia Giovanni Giacobbe e dal professore Giovanni Scala, giurista e costituzionalista che ha contribuito alla stesura del DDL. Un disegno di legge che, pur mantenendone i principi, rielabora la legge regionale numero 15 del 3 luglio 2000 sull'istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, con l'obiettivo di risolvere il problema alla radice attraverso una rivoluzione culturale, per evitare che si verifichino altri stragi come quella di Sciacca del febbraio scorso, quando furono avvelenati più di 30 cani, o casi come quello di pochi giorni fa del bambino di Bagheria morso al volto da un randaggio. La norma ha l'obiettivo di risalire ai proprietari dei cani vaganti attraverso la genotipizzazione. Nessuno potrà pensare più di abbandonare con facilità un cane o di far trovare cuccioli morti dentro un sacchetto di plastica. Oltre ai microchip previsti dalle vecchie norme, che consentono di avere il controllo di ogni randaggio tramite la mappatura genetica, adesso si potrà risalire ai proprietari, trasgressori e addirittura individuare i genitori del cane abbandonato. L'articolo 4 prevede infatti l'obbligo per chi possiede cani non sterilizzati di consegnare o spedire alla banca del genoma istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un campione biologico, una goccia di sangue, un tampone della mucosa gengivale o qualche pelo, entro un anno dalla nascita dell'animale o entro 30 giorni dal possesso, nel caso in cui l'animale non fosse registrato. Pena sanzioni onerose per i proprietari inadempienti, i cui proventi andranno ai comuni che potranno avviare campagne straordinarie di sterilizzazione. Il disegno di legge è una novità assoluta nel settore e potrebbe diventare un esempio a livello europeo, ha spiegato Micciche alla stampa.